Genesi capitolo 34. Oscar a Dina. Dina, la figlia che gli aveva sgravato a Giacobbe, ha scelto per guardare il figlio del loro paese. Ma quando verrette Sichem, o figlia e Camor le veie, che era il principe di tutto quello paese, l'afferrai e facette amore insieme con questa, usando la violenza. Questo non è assai attaccato a Dina, la figlia di Giacobbe. Si era innamorata pazzamente e questa figliola le ricette pure parole che ne dolcezza per consolare. Poi ricetta a camera padre suo, ramma che sta figliore per moglie. Quando Giacobbe appurò che questa aveva sputtanato Dina, la figlia sua, e i figli stavano ancora in da campagna a pascolo per stiamo all'ora, Giacobbe si stette zitta, zino a quando non tornai nell'ora. Poi venette camera padre Sichem innanzi a Giacobbe per parlare insieme con questo, quando i figli di Giacobbe tornarono in da campagna. Sentettero quello che era successo, s'addolorarono e s'arraggiarono assai, perché chi aveva fatto un'infamità a Israele, a un'enne su quella figlia di Giacobbe, e questa era una cosa che non sapeva fare. Camor ricetta allora: figli mi dice, ma persa la capa per figlia vostra. Perché non era da essa per moglie? Anzi, perché non venite con noi, a così voi potete ridere a noi e figli vostre, e vi potete pigliare e figli nostri. Voi alloggerete per noi e tutto il paese, sarà vostro, alloggerete dove parrà e vi piacerà. Girerete per tutto il paese, accatterete pure proprietà. Sichem mi ricetta ancora un padre a tutte le frate che la figliola. Potessi trovare a razza innanzi all'occhio vostro, ite raggio a voi, tutto quello che mi domanderete. Aizzate pure il prezzo vostro per chi si sposarizzi e il prezzo royale. Io vi raggio tutto quello che volete, maratemi che la figliola, come moglie. O patto che si che mite. E tane figlie Giacobbe rispondettero a Sichem a Camor, o padre suo, e parlarono con canne, perché chi stava regnuto scorne sbrovogna a sora loro Dina. E ricetta allora: noi non potremmo fare una cosa che questa, non potremmo la sora nostra, a nome che non è circoncisa, perché questa sarebbe uno sbrovogno per noi. Noi solo a una condizione potremmo accettare, quella che ci avete dimandata. Solo se pure voi facete circoncidere ogni figlio maschio, e a così divenerete come a noi. Solo tanto noi vi daremo figlie nostre e ci piglieremo figlie vostre, alloggeremo in mezzo a voi e diventeremo un popolo solo. Se voi invece non ci contarrete figlie vostre, non ci piglieremo la figlia nostra e ce ne andiamo a campo. Queste parole ricettano assai a Camor e a Sichem, figlia di Camor, che il giovane non ci pensava in coppia 2 volte, perché aveva proprio perso la capa perché la figlia di Giacobbe e voleva assai bene. E poi era l'uomo più apprezzato da tutta la famiglia rubata sua. Poi Camor, insieme con i figli suoi Sichem, si presentò vicino alla porta della città e si mettettero a parlare con tutta la gente, dicendo: quest'uomo sono persone che vanno lasciando la pace, alloggiassero in mezzo a noi e camminassero a lungo e a largo da tutto il paese nostro. Questo è assai largo e spazioso per loro. Noi potremmo pigliare figli loro per moglie e potremmo dare loro figli nostri. Solo una condizione che si acconsentiranno a alloggiare in mezzo a noi e a diventare così un popolo solo con noi. Se noi circoncidiamo i figli maschi nostri come loro sono, già tutti circoncisi. L'armiento che stiamo cadendo loro e ricchezza loro non diventeranno così nostre. Accontentiamola e facciamola restare insieme con noi. Tutti quelli che stanno trasendo la porta in quella città sentono che queste parole Camor erano figli suoi Sichem. E stessa tanto, i figli maschi di tutti quelli che avevano canze trasire in da porta e che la città si facettero circoncidere. A vendette e Simeone e Levi. O terzo giorno invece, quando loro tenevano ancora che la malapadenza in gola, i 2 figli di Giacobbe, Simeone e Levi, i frati di Dina, afferrarono ognuno di loro una spada a mano. Trasettero in quella città e accerettero tutti i figli maschi. Accerettero pure la spada Camor e i figli suoi Sichem. Poi afferrarono a Dina, la sorella loro, che stava in casa di Sichem, e se ne fuiettero. Tutte le figlie di Giacobbe si buttarono con violenza in coppa a quelli morti e acchiaiarono la città sana, perché loro avevano sputtanato la sorella loro. Si rubarono pure tutte le pecore e crape e tutte le armiente loro, tutte i ciucci loro e tutte quelle che trovavano in quella città e in quella campagna. Si rubarono tutte le ricchezze loro, tutte le figlie loro e tutte le femmine loro, e si acchiaiarono tutte quelle che trovavano in casa loro. E tanto Giacobbe ricetta a Simeone e a Levi: voi mi avete messo in da guai, facendo a diventare odioso innanzi all'occhio di tutta la gente del paese, innanzi a tutti i cananei, innanzi a tutti i perizziti. Quando tengo solo pochi uomini che stanno insieme conmigo,
perché mo tutti chi si metteranno insieme per chi contro me, mi daranno una buona mazziata e saranno zuffunnato con tutti chi era a casa mia. E perché hanno trattato la sora nostra come una mala femmina, rispondettero loro.